piacerebbe se potessi raccontarlo. Poi un'altra ancora peggio. Fabio si allenava più fuori, no? Era lì. Credo te? Credo io a seconda anni stati io 10 giorni stavo facendo fuori. C'era una vecchia che ti dico io là, formata. Ogni riferimento è uguale. Tutti i ragazzi ancora, sai, poi ancora, ma quello proprio due pezzi. Conoscevo un bagnino, faccio un nome a caso, Andrea. E questo era così, ciao Maria, come vai? Tutto bene, mi fa, no, fammi da qui. C'era uno tra le mani che mi fa tutto quello che io con la macchina, vuole questo, però lui mi deve dare. Come si dice, l'amore è cieco, Al termine dei 400 stile libero assoluti uomini avverrà la premiazione per i 400 stile libero donne e uomini assoluti e subito dopo a seguire inizierà il turno pomeridiano con i 200 farfalla. Invitiamo pertanto gli atleti esordienti che dovranno effettuare i 200 farfalla di recarsi alla camera di chiamata. Grazie. stessa sera, l'arco è stessa sera, io ho detto, cioè per carità, il corpo è tutto, fai quello che vuoi, però sinceramente io me lo risparmierei. Perché più che altro, non per quello. No, ma poi diventa una malattia. E dopo ti lamenti perché ti danno della puttana. Ma porca miseria! A parte quello, ma dopo vieni da me e mi dice, ma Luca cavolo, a me mi dà fastidio quando mi dicono alle spalle che sono una troia. Ma io ho detto, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Vai a letto con 3 uomini di e poi vieni anche a dirlo a tutti quanti. Cioè, tenessi la bocca chiusa. Per la serie numero 1 dei 400 stile libero assoluti uomini, corsia 1 Favretti Leonardo rappresentativa Idros, corsia 2 Bizzotto Davide Antares nuoto, in corsia 3 Gerardina Alessio Antares nuoto, corsia 4 Juan Giovanni Nottoli nuoto 74, corsia 5 Mazza Simone Nottoli nuoto 74, in corsia 6 Freri Geremia Vittoria Lata nuoto, in corsia 7 Ferroni Thomas Team Veneto e in corsia 8 Camilotto Alberto rappresentativa Idros.